Edicola Friuli. Oggi andremo a Manzano come sempre. Prima di partire sfogliamo insieme il settimanale Il Friuli in edicola quest'oggi. Copertina dedicata ai medici in famiglia, medici di famiglia, addio, questo è il titolo scelto. Entro 2 anni un terzo di loro andrà in pensione e nessuno li sostituirà. La testimonianza, ho detto basta perché siamo diventati dei passacarte. Approfondimenti anche per quanto riguarda il futuro del mercato immobiliare, diciamo sindaci contro mattone. La regione vuole spingere l'edilizia, comuni in allarme e dicono noi non siamo pronti per un'ondata di cemento. Giustizia per i gladiatori, volontari di Stay Behind traditi dallo Stato. In regione erano 200, a Udine l'ufficio segreto. E poi a Gorizia sboccia la rosa dell'Isonzo, da Gradisca a Fiumicello le aziende agricole scommettono sul radicchio locale. Allora andiamo a vedere all'interno del settimanale quali sono le inchieste, appunto le 4 pagine dedicate all'inchiesta sui medici di famiglia. Addio camice, troppe carte, maledetta burocrazia. Loris di Gianantonio, medico di base appena andato in pensione, ci spiega perché molti colleghi di grande esperienza decidono di chiudere anzitempo l'ambulatorio. Loris di Gianmatteo è stato medico di base a Maiano, ha aperto l'ambulatorio nel 1978 e dopo 40 anni e più di lavoro è andato appunto in quiescenza e dice da allora, da quando ha cominciato a lavorare, sono cambiate molte cose, non sempre in senso positivo, perché i progressi della medicina hanno fatto da contraltare l'incremento insostenibile degli obblighi burocratici imposti ai medici. E qui abbiamo la situazione in Friuli Venezia Giulia, ovvero uno specchietto con tutti i numeri. Pensate che entro il 2023 saranno 280 i medici che andranno in pensione, almeno questo secondo le stime, e nei prossimi 5 anni il 50% di loro appenderà il camice definitivamente. Metà ambulatori quindi sono a rischio, come vi dicevo, ed è proprio una grande fuga, perché nell'arco di appena 20 anni la situazione si è totalmente ribaltata. La regione è passata dall'abbondanza di dottori a una carenza sempre più grave. Entro i prossimi 5 anni potrebbero andare in pensione metà di questi 900 medici di famiglia operanti su tutto il territorio regionale, e appunto di certo nel 2023 ne perderemo 280. Abbiamo dato ascolto naturalmente anche abbiamo sentito il segretario regionale della FIMG, Federazione Italiana Medici di Famiglia, che insomma non è ottimista, e abbiamo sentito però anche l'assessore alla sanità Riccardo Riccardi che dice la sua sulla questione. Andiamo avanti e cambiamo argomento e parliamo di territorio, del nostro territorio. Rilancio del mattone, l'allarme dei sindaci. È polemica, la regione punta allo sviluppo dell'edilizia con norme che ancora una volta incentivano l'ampliamento di case e condomini, però ci sono molte contrarietà. Abbiamo sentito dei primi cittadini che esprimono appunto i loro timori sull'eventuale cementificazione indiscriminata del territorio. Rimaniamo invece in ambito sanitario, però ci spostiamo nel Friuli occidentale, precisamente appunto nel Pordenonese. Troppe pediatrie e pochi specialisti. Questo è il titolo dell'articolo di Hubert Londero, che ci spiega: le scuole di specialità non formano abbastanza medici. Dall'amico dice o si cambia rotta o si devono cancellare alcuni reparti, ne potrebbero bastare 5 in regione, una per azienda sanitaria. Il reparto appunto quello di pediatria. E quindi abbiamo appunto sentito il presidente Roberto Dall'Amico, che è il primario dei reparti di pediatria dell'ospedale di Pordenone. Ci dice la sua sulla questione, su un boom di accessi al pronto soccorso pediatrico che negli ultimi 8 anni ha superato la soglia dell'80%, e quindi insomma qui affrontiamo un po' la questione. Proseguiamo la nostra lettura e ci spostiamo invece nelle pagine della cultura, perché si parla di un grande scrittore scomparso da molti anni e il cui nome è legato a Lignano. Si parla di Giorgio Scerbanenko. Abbiamo sentito, Valentina Viviani ha sentito la figlia che parla proprio appunto del padre, uno scrittore e 2 anime le sue. Di nuovo in libreria il romanzo che Scerbanenko, padre del noir italiano, scrisse mentre era profugo in Svizzera durante la guerra. E qui appunto vedete Luna di miele, questo è il titolo del romanzo, è un celebre ritratto dello scrittore alla macchina da scrivere,
e accanto la figlia Cecilia che abbiamo appunto interpellato. Per quanto riguarda invece il reportage fotografico, questa settimana vi portiamo in Islanda grazie alle foto di Mike Tessari, un viaggio mistico nell'isola di ghiaccio e di fuoco, immagini davvero molto molto suggestive per una delle mete forse un po' più inusuali e ghiacciate direi della nostra Europa. Proseguiamo invece con le pagine degli spettacoli e in questo caso si parla di un Vangelo laico sopra il palcoscenico. Andrea Ioem scrive: Aida Tagliente, pluripremiata attrice friulana, esordisce con il suo nuovo spettacolo Il Vangelo delle Beatitudini a Teatro Contatto, 1 anno e mezzo di lavoro attorno al concetto di speranza per tutti, ovviamente. E una voce black, quella friulana di Chantal Abanga Jacobucci, parla 4 lingue, questa giovane cantante. Ebbene, parteciperà appunto a un contest perché ha appena pubblicato il suo secondo video. Con Gian Domenico Ricci siamo pronti per partire, prima però vi ricordo che all'interno del settimanale Il Friuli trovate il palinsesto di Telefriuli con tutte le nostre programmazioni, le nostre trasmissioni e naturalmente anche il coupon per partecipare al concorso a quiz Lo Sapevo e ripescare una delle squadre delle Pro Loco che sono finite fuori dalla rosa dei finalisti, e quindi votate la vostra, potete esprimere liberamente la vostra preferenza con il coupon oppure votare sul sito www.ilfriuli.it. Eccoci, siamo qui accanto a Claudia e Roberto e siamo a Manzano all'interno di un'attività che è anche fresca fresca di compleanno, perché avete celebrato, diciamo, i 70 anni, se non ricordo male. Del bar. L'edicola sarebbero 25 anni. Beh, tutto, insomma, ecco, andiamo per gradi, magari con il signor Roberto raccontiamo la storia, perché ovviamente 70 anni significa che l'attività è partita quando lui era neanche nei pensieri, esatto, o piccolo. Sì, avevo 2 anni quando ha iniziato mio padre, ha iniziato con il bar e poi abbiamo nel 94 preso anche l'edicola tabacchi qui vicino. Infatti il bar è gestito da una delle vostre figlie, giusto? Sì, adesso è la 3ª generazione che è Martina, mia figlia Martina nel bar, mentre l'altra figlia Anna è qui nell'edicola tabacchi. Quindi insomma questa è un'attività a livello familiare e voi lavorate fondamentalmente insomma fianco a fianco tutti i giorni. Tutti i giorni, dalla mattina alla sera. Bisogna volersi bene. Sì, senz'altro. E amare il lavoro. Beh, insomma, quello l'avete detto, insomma, voi amate molto questo lavoro e il contatto col pubblico. Sì, quello sì, senz'altro. Ma e nel bar invece lei non ha già lavorato, ci lavora, collaborate anche lì, aiutate? Allora, abbiamo iniziato noi Okay. nel 84, dopo sono anche cavallate qualche altra gestione, e dopo io ho fatto per 25 anni nel bar. Quindi diciamo il contatto con il pubblico è il vostro pane quotidiano. Continuo a dare una mano anche nel bar. Senta, com'è con voi siete nel centro fondamentalmente di Manzano, che è un paese che forse negli anni è cambiato molto. Come ha risposto anche alla crisi dell'assedio, eccetera, la comunità anche? E noi non abbiamo risentito nessun calo, anzi invece è incrementato, e infatti abbiamo già preso un'altra commessa nel bar. Sì, ci va molto bene, siamo soprattutto per quanto riguarda i cappuccini e i caffè, siamo conosciuti in tutta la zona. Quindi insomma, dopo andiamo assolutamente a testare anche noi, anzi ci siamo già stati in realtà e sappiamo che sono eccellenti. E voglio dire, siete comunque riferimento, cioè qui in una zona anche commercialmente molto vivace, c'è molta frequentazione. Sì, ci sono la farmacia, ci sono 2 banche, ci sono la pasticceria, molti uffici sono, sì, è un centro praticamente, è venuto quasi un centro. Quindi Sì. insomma con la ristrutturazione che hanno fatto eccetera hanno creato un nuovo polo che funziona. Che funziona, sì.
quello. Infatti qui di fronte c'era la fabbrica più prestigiosa di Manzano, la Tonon, e invece adesso con questo condominio ha dato lustro alla nostra azienda e a tutto il paese, perché ci sono molti uffici, negozi e quindi per noi è stato un bene. Com'è cambiata Manzano in questi anni? Che cosa... È in una zona anche che, dicevo, è stata riqualificata, è molto bella questa. Sì, è meraviglioso Manzano, peccato che poi con la crisi così è un po' persa la storia, no? Però siete anche in grado di andare oltre, vedo che ci sono degli input. Sì, ci sono molti input e anche molto interessanti, che spero io che riescono un po' a darsi una mano anche un con l'altro per poter tornare a portare Manzano nella sua bellezza che era e nella sua forza, insomma. Noi che siamo manzanesi. Ci tenete, no? Tanto. Insomma, è una città che ha avuto questa vocazione, questo suo aspetto commerciale, le sedie, cioè... Era Manzano. Io che sono nata qua proprio lo sento molto profondo nel mio cuore e spero bene, dai. Però sono 60 anni che sono qua. Quindi insomma diciamo la conosce bene e anche lei vorrebbe che Manzano tornasse agli antichi fasti, diciamo. Ma è una cosa generale che è brutto, è tutto morto dappertutto un po'. Questa zona è molto vivace, carina, commercialmente anche appetibile, vedo che vi ritrovate, la comunità si fa sentire. Questa è una edicola, un bar favolosi che attirano la gente. Stiamo vivendo questo presente che stiamo pensando per noi, anche per i nostri figli e i nostri nipoti. Noi forse abbiamo vissuto anche il periodo, essendo nati nel 50, abbiamo tanto lavorato tutti perché ci mettevano anche da ragazzini nelle nostre piccole imprese dei nostri genitori e adesso tutte queste cose qua un po' non si possono, anche per dare un po' di lavoro alla gioventù. Sono troppe complicazioni. Si trovano a 25-30 anni, studio, però ci serve anche il lavoro per tante cose.